Oltre 10.000 violazioni al codice della strada, ma soprattutto tanta identificazione, tanto controllo del territorio puntuale nelle zone più calde con una presenza costante. Patenti ritirate, assicurazioni scadute, auto senza revisione sono solo alcune delle tante infrazioni rilevate dalla polizia locale, soprattutto lungo il Terraglio. Dati presentati martedì a Mogliano nel corso della cerimonia per il San Sebastiano, dove non sono mancate le osservazioni per le 420 violazioni per eccesso di velocità e i 273 test di alcolemia positivi rilevati nel corso del 2024. Numeri costanti se non in crescita per alcune infrazioni, mentre sta diminuendo il fenomeno della prostituzione su strada. Siamo in una fase di regressione rispetto a qualche anno fa, nella quale veramente vi era un boom e vi erano centinaia di identificazioni allora. Dai tre sindaci che rappresentano il consorzio intercomunale la soddisfazione per un'interconnessione che garantisce maggior sicurezza ai cittadini. Sono stati 5 anni di successi, numeri importanti, insomma Preganziol, Caser, Mogliano, che formano questo corpo intercomunale di polizia locale Terraglio-Sile. Siamo andati al di là delle posizioni politiche, al di là dei campanilismi, proprio perché crediamo che l'unione sia importante. È un territorio uniforme, sono quasi 60.000 abitanti e un corpo insomma, che funziona, che ha dato risultati. Un bacino tra due grandi realtà come la città di Treviso e quella di Mestre Venezia, ma con dinamiche diverse tra Terraglio e Sile. La collaborazione che è nata appunto negli ultimi 5 anni ha dato buoni frutti proprio per la vicinanza e per anche delle dinamiche che accomunano quelli che sono i nostri territori. Ora si punta ad aggregare anche Casale. Siamo ambiziosi, vorremmo sempre di più portare questo gruppo all'attenzione del territorio dei cittadini. Se abbiamo due componenti che rispettano un po' il Terraglio, adesso ci siamo dati da fare, ci daremo da fare per avere anche due componenti del Sile. Intanto si guarda alla centrale operativa unificata nell'area ex Nigi con ulteriore ampliamento di uomini e telecamere. Sarà un centro innovativo dove avremo una sala controllo a 360 gradi con oltre 300 telecamere di controllo assieme ai carabinieri, un investimento che raggiunge quasi 4 milioni di euro.